È difficile dire se ha influito, se non ha influito, ma a me non mi interessa neanche, a me mi interessa il campo e noi ci siamo persi di fronte alle difficoltà e invece le reazioni alle difficoltà erano state durante tutta la stagione uno dei nostri punti di forza. Oggi di fronte alle due grandi difficoltà, l'espulsione dopo 8 minuti di Koulibaly e il gol dello svantaggio, invece ci siamo dal punto di vista nervoso ci siamo persi completamente e siccome noi abbiamo una squadra di ragazzi che in questo solitamente è molto brava, non è che ci si può neanche arrabbiare più di tanto, anche se martedì penso un po' ad arrabbiarmi perché abbiamo sbagliato tanto, ci siamo persi dal punto di vista tattico senza il centrocampista centrale e ci siamo persi dal punto di vista proprio delle energie nervose di fronte alle difficoltà della partita. Pensiamo al campo senza secondi pensieri e c'è una cosa che ci aiuta, nella vita tutto finisce e quindi prima o poi finirà. È chiaro e poi vedere che nel campionato inglese tutti gli anni vince una squadra diversa, che c'è questo amore della gente nei confronti delle squadre che è in crescita perché tutte hanno la speranza di poter vincere e danno invece la situazione da questo punto di vista è nettamente diversa e il rischio è quello di perdere tanti appassionati perché hanno la sfortuna di fare il tifo per squadre che non vinceranno mai e sanno benissimo che non vinceranno mai. E quindi, come ho sempre detto, impoverendo un sistema alla fine si impoveriscono anche i ricchi. Noi oggi abbiamo perso facendo una brutta prestazione e io ho l'obbligo di parlare della nostra brutta prestazione senza andare oltre, perché sennò sarebbe una polemica spicciola. E invece oggi bisogna parlare delle motivazioni per cui il Napoli ha fatto la peggior prestazione della stagione. E tutto il resto sarebbe un excusatio e sarebbe uno svicolare da una prestazione di bassissimo livello. Quindi oggi non è il momento, è il momento di ringraziare i tifosi perché anche oggi hanno avuto un atteggiamento straordinario, è il momento di scusarci per la prestazione di oggi che però comprenderanno perché siamo una squadra che solitamente non fa questo tipo di prestazioni e purtroppo non essendo una macchina a volte viene fuori anche prestazioni di questo livello e abbiamo l'obbligo di riscattare questa prestazione domenica prossima. Noi dobbiamo pensare a vincere le nostre partite, non è che si può tentare di influire sulle partite di qualcun altro. Dal punto di vista tattico, te l'ho detto, la mancanza del centrocampista centrale ci ha fatto perdere palleggio e ci ha fatto correre dietro agli avversari e questo per noi non è abitudine e quindi ci pesa fortemente. Dal punto di vista nervoso ho visto una squadra che non ho dubbi a livello di volontà voleva reagire, ma ho visto gente che reagiva in maniera scomposta, ognuno per conto suo, ci siamo persi completamente. Se poi questo tracollo di energie nervose è dovuto a un motivo o a un altro, questo è difficile dirlo e quantificarlo. Però anche se fosse così vuol dire che abbiamo un limite e non da poco.